È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Vincenzo Gallucci al suo fianco è Luigi Diana, sovrintendente sanitario dell'ospedale di Padova, a dare la notizia che tutta Italia sta aspettando. Era il 14 novembre 1985 quando in Italia si eseguì il primo trapianto di cuore. Le immagini di Antenna 3 raccontano le grandi emozioni vissute in quelle lunghe ore, il dolore per la morte per incidente stradale di un giovane trevigiano di soli 18 anni, Francesco Busnello, la gioia della famiglia di Ilario Lazzari e Vincenzo Gallucci con la sua equipe a eseguire l'espianto del cuore nell'ospedale di Treviso, poi la corsa a Padova, scortati dalla polizia stradale. Poco dopo le 4 inizia l'intervento, alle 7 Ilario Lazzari ha un cuore nuovo. Schivo e ritroso, ai microfoni dei cronisti parla il professor Gallucci. Io avevo già dichiarato in passato che consideravo questo un tipo di intervento necessario. Io non sono molto emozionato. Cosa ha provato quando il cuore ha ripreso? Beh, quello è il momento più piacevole, più emozionante, vuol dire che c'è stato qualcosa di buono. Era sicuro che sarebbe ripartito? Il cuore era un cuore sano, non doveva ripartire. Ad attendere in ospedale il fratello e la sorella di Ilario Lazzari, falegname di Vigonovo, che morirà per il virus HIV contratto durante una trasfusione nel 1992. Voi avete parlato con il professor Gallucci adesso? Sì. Cosa vi ha detto? Non cos'è parole che da esprimersi, insomma, perché uno sta una roba che sta grande anche a parlare. Una soddisfazione enorme che si vedeva fare già mi dico una roba, ma adesso sono due, adesso che si chiama Francesco, non so adesso a parte sua teoria così, perché anche stanotte così da parlare, ma no, da una delusione così, perché da una disgrazia si va a salvare una vita. Da allora migliaia di vite sono state salvate, migliaia di persone hanno donato il loro cuore. Vincenzo Gallucci questa storia l'aveva già sognata. Negli ultimi tempi a Padova ci sono stati diversi donatori, quindi con familiari e genitori che hanno accettato di fare questo atto di grande civiltà, quindi io mi auguro che anche nel futuro continui.